Un'iniziativa, quella di oggi, che ha voluto mettere insieme tanti partner che hanno visto, diciamo, la promozione di Capitale della Cultura. È un'occasione per confrontarsi con varie personalità del mondo delle istituzioni, ma anche del mondo dell'arte, della cultura, coloro che si occupano di manifestazioni di ampio respiro, per dire come la cultura può essere davvero la vera leva dello sviluppo. E Agrigento in questo coglie questa opportunità di questo concorso del Ministero dei beni culturali, ma la coglie avendo chiaro qual è il suo futuro, cioè avendo chiaro che il 2020 è l'anno in cui compie 2600 anni di storia e tra mille contraddizioni può offrire tanto di sé. Che Agrigento abbia trovato questa occasione per acquisire orgoglio di ciò e quindi consapevolezza dei suoi beni culturali, della sua storia, delle sedimentazioni, della sua vocazione al dialogo e alla concordia tra i popoli e anche attraverso la via che sono quelle delle lettere, attraverso Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Camilleri, Sciascia e via discorrendo, e poi quelle del gusto. E allora un territorio come il nostro che può offrire tutto questo insieme è un territorio che, anche se ha qualche buca, più di una buca, tante buche sulle strade, se ha i problemi che ha, può candidarsi a farlo, ma del resto chi ha vinto negli anni passati ha buche quanto Agrigento, forse più di Agrigento, e ha problematicità che non sono, diciamo, secondarie, il caso di Palermo per esempio, oppure, come sentiremo fra un momento, Settimo Torinese è un comune di appena 70 anni che non ha una sua sedimentazione culturale e che per il 2018 è arrivata seconda proprio dietro Palermo. E allora cos'è Capitale della Cultura? È una bella occasione che cogliamo per dire che noi attraverso la cultura possiamo creare non solo consapevolezza, ma possiamo creare la nostra vera leva di crescita. Io credo che sia importante intanto candidarsi, perché la candidatura, come dire, è anche un esercizio rispetto alla messa a sistema delle idee progettuali che sicuramente possono essere sviluppate ulteriormente a prescindere dal titolo, che sicuramente oltre a essere, come dire, un merito, un orgoglio e uno stimolo in più è comunque un momento di passaggio. Palermo per esempio si era candidata a capitale europea, non vinse, ma molte delle idee progettuali furono sviluppate successivamente. Abbiamo ospitato, adesso ospitiamo Manifesta, Capitale della Cultura e chissà quant'altro verrà dopo. Ecco, dico, è importante sicuramente perché dà molta visibilità, ma è fondamentale perché obbliga o quantomeno stimola le amministrazioni a costruire un'idea progettuale. Quanto sono importanti momenti come questi per la crescita della città e del territorio? L'argomento è la cultura per lo sviluppo delle città. Ecco, allora, veramente ogni seme, ogni fogliolina, comunque ogni passo che muoviamo nell'ambito di un dato di carattere culturale, soprattutto di consapevolezza della potenzialità della cultura. Cultura poi è non solo bellezza, cultura è educazione, cultura è senso civico, è vivere meglio. Allora, ogni iniziativa, per piccola che sia, che si muove nell'ambito della promozione e del favorire la cultura è automaticamente terreno che viene sottratto a tutto ciò che è sottocultura nel senso negativo del termine.